Allora, si è trattato di un episodio, tra l'altro io questa mattina ero nell'altra sede, quindi mi è stato descritto dalla vicepreside. Le cose si sono svolte in questo modo: un ragazzo che adesso dobbiamo ancora capire esattamente chi sia stato, perché so che ci sono stati poi, quando sono arrivati i carabinieri, appunto hanno intervistato tutti i ragazzi, quindi stiamo aspettando l'esito di questa indagine che ci dirà anche chi è stato. Comunque è stato spruzzato dello spray al peperoncino, ovviamente alcuni ragazzi che erano soprattutto nella parte finale, diciamo alla fine dell'aula, hanno riscontrato subito un fastidio e la necessità, appunto abbiamo aperto subito le finestre, i ragazzi sono usciti, li abbiamo fatti subito evacuare dall'aula e abbiamo chiamato subito appunto l'ambulanza e i sanitari hanno accertato che 3 ragazzi avevano dei sintomi corrispondenti appunto ad un'irritazione, li hanno portati con loro poi presso il pronto soccorso. Abbiamo notizie che comunque tutti stanno bene e usciranno in mattinata, insomma, se non sono anche addirittura già usciti. E adesso vedremo appunto di sapere con esattezza chi è il responsabile e di conseguenza poi la scuola prenderà gli opportuni provvedimenti. Questo volevamo chiederle, certo. Cioè che tipologia di provvedimento è ipotizzabile nei confronti di un ragazzino minorenne che non abbiamo capito perché ha spruzzato questo spray al peperoncino. La ragione per cui è stato spruzzato questo spray non la conosciamo neanche noi. Si può intuire forse per il fatto che loro erano pronti per fare il compito di matematica, quindi può essere che ci sia una ragione di questo genere. Quindi certo, è stato spruzzato in classe verso che ora? Cos'erano le prime ore della mattina? Sì, esatto, cioè nel passaggio dall'ora di geografia, quando stava uscendo appunto l'insegnante, all'ora di matematica, quando il docente avrebbe provveduto a fare la verifica in classe. Quindi può essere che la ragione sia stata questa, però io al momento non dispongo di informazioni maggiori relativamente alla motivazione e nemmeno al responsabile. Riguardo ai provvedimenti che prenderà poi la scuola, ovviamente faremo subito, una volta che sapremo con certezza chi è stato, faremo un consiglio disciplinare a carattere straordinario e inviteremo il responsabile, come è previsto dallo Statuto degli Studenti, a motivare, a spiegare cosa l'ha indotto a compiere un'azione così pericolosa, perché per fortuna non ci sono state delle conseguenze significative ed importanti, però insomma noi abbiamo mosso 2 pattuglie dei carabinieri, abbiamo chiamato l'ambulanza, potevano esserci ragazzi con delle allergie, quindi è un atto che noi riteniamo irresponsabile e che va naturalmente rieducato e sanzionato.